Buonasera e benvenuti al TG Sicilia. Andiamo subito al sommario di oggi. Femminicidio in pieno giorno a Troina. Una donna di 56 anni uccisa con 3 colpi di pistola dall'ex marito che aveva già denunciato per violenza. L'omicidio davanti l'abitazione di una conoscente, l'uomo arrestato per omicidio. Aeroporto di Catania potrebbe velocizzarsi la riapertura del Terminal A per i passeggeri in transito. Autorizzato l'accesso per avviare le operazioni di bonifica e consentire il ripristino delle attività di volo in breve tempo. Messina nella morsa del fuoco, incessante il lavoro dei vigili del fuoco. Necessario l'intervento di 2 Canadair e un elicottero, evacuate alcune abitazioni. File segreti sull'arresto di Messina, denaro offerti al fotografo Fabrizio Corona, indagato per ricettazione. Coinvolti nell'inchiesta un carabiniere e un politico di Mazara del Vallo che avrebbero tentato di piazzare lo scoop. Entrambi sono ai domiciliari. E poi il calciomercato, il Catania ufficializza la Dinetti ed è pronto ad altri acquisti. Agresti nello staff di Tabbiani. Il Messina presenta l'allenatore Giacomo Modica. Buonasera dal nostro telegiornale. In apertura la cronaca. Una donna di 56 anni è stata uccisa questa mattina a colpi di pistola davanti l'abitazione di una conoscente. Arrestato per omicidio il marito che ha consegnato l'arma del delitto ai carabinieri. La donna separata lo aveva già denunciato per violenza. Angelo Gaià. La denuncia per violenza non è bastata, la separazione nemmeno. Mariella Marino è stata uccisa con 3 colpi di pistola dall'ex marito questa mattina in pieno giorno alle 10:30 a Troina, nell'Ennese, davanti casa di un conoscente dove la donna aveva tentato di rifugiarsi. L'uomo, Maurizio Impellizzeri, 59 anni, agricoltore, l'ha attesa fuori dal supermercato in via Sollima nella centrale rione di San Basilio, ha tirato fuori la pistola e l'ha inseguita sparandole addosso 3 colpi. Adesso l'uomo è stato arrestato per omicidio. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri quasi in flagranza di reato. I militari dell'Arma, dopo aver ascoltato dei testimoni del delitto, hanno rintracciato Impellizzeri nella sua casa di campagna in evidente stato di shock. L'uomo non ha opposto alcuna resistenza e ha consegnato la pistola usata per il delitto. Le minacce di Impellizzeri si sono tragicamente avverate. Pare che l'uomo, secondo quanto riferiscono i conoscenti, non si sarebbe mai rassegnato alla separazione, avrebbe più volte detto all'ex moglie: ti ammazzo a colpi di pistola, ti sparo. Ma le forze dell'ordine non avevano mai trovato traccia di armi da fuoco né in casa né nel luogo di lavoro di Impellizzeri, perquisiti più volte dai carabinieri proprio a seguito della condanna a 8 mesi per atti persecutori. L'avvocato Elvira Gravagna, legale di Maurizio Impellizzeri, ha rinunciato ad assistere l'uomo. Non me la sento, ha spiegato la penalista, che aveva già difeso Impellizzeri nel procedimento per atti persecutori a carico dell'ex, poi sfociato in un patteggiamento di 8 mesi. All'indagato era stata sospesa la pena ed imposto di seguire un percorso di riabilitazione in un centro antiviolenza. La vittima lascia 3 figli maggiorenni. Nell'aeroporto di Fontanarossa a Catania si va verso la riapertura del Terminal A, danneggiato dall'incendio di domenica scorsa. Autorizzato l'accesso per velocizzare le operazioni di bonifica. Luca Ciliberti. Potrebbe velocizzarsi la riapertura del Terminal A dell'aeroporto di Catania per i passeggeri in transito. È stato autorizzato infatti l'accesso per avviare le operazioni di bonifica e consentire il ripristino delle operazioni di volo nel più breve tempo possibile. Le indagini dunque avrebbero cristallizzato la situazione e probabilmente individuato le cause ancora sconosciute del rogo che da domenica sera ha paralizzato il traffico aereo del 5° aeroporto d'Italia per traffico passeggeri. La zona dell'incendio è stata identificata come zona rossa e quindi ancora inaccessibile. Il resto del Terminal A sarà zona gialla. Vi potranno accedere i dipendenti utilizzando mascherine, tute e guanti anticontaminazione per prelevare materiale professionale abbandonato in postazione al momento dell'incendio. La SAC, società che gestisce lo scalo, parla di fase delicata e assicura che gli interventi di pulizia e bonifica saranno realizzati senza soluzione di continuità per attenuare i disagi. Bisogna avvicinarsi il più possibile e cercare di registrarsi da uno steward che scriverà la nostra presenza. Noi dobbiamo partire alle 21:45 per Milano Malpensa.
In coordinamento con la Protezione Civile è in fase di realizzazione una tensostruttura che permetterà di aumentare la capienza del Terminal C e di conseguenza il numero di voli operati ogni ora, nonché di agevolare l'attesa e le operazioni di imbarco. Proprio in queste ore i vertici dell'aeroporto catanese hanno istituito un tavolo tecnico con l'aeronautica militare per verificare la fattibilità dell'utilizzo delle strutture dell'aeroporto militare di Sigonella in supporto alle operazioni di volo dello scalo civile di Catania. Ma non è l'unica soluzione per smaltire i ritardi accumulati. Da GESAP, società che gestisce l'aeroporto di Palermo, arriva in queste ore una parziale apertura rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi. Punta Raisi infatti accoglierà 15 voli al giorno nel fine settimana. I dirigenti dicono che il numero massimo gestibile è questo per non creare ulteriori disservizi e disagi in un periodo di massima pressione per lo scalo palermitano. Il caos dell'aeroporto di Catania è diventato ormai anche un caso politico. Sulla gestione dell'emergenza alcuni esponenti della maggioranza di centrodestra lamentano ritardi e scarsa gestione dell'aeroporto di Comiso. PD, Movimento 5 Stelle, Sud chiama Nord, parlano di lacune gestionali e chiedono le dimissioni del consiglio di amministrazione di SAC. Non solo l'incendio al Terminal A dell'aeroporto, ma anche il caldo che mette sotto stress la rete elettrica, colpisce Catania mettendo in crisi il sistema ospedaliero e la distribuzione dell'acqua. E per far fronte a questa emergenza e distribuzione del gruppo Enel conferma di aver messo in campo tutte le proprie risorse disponibili in Sicilia. L'erogazione di energia elettrica di Enel al Garibaldinesima da circa 36 ore è stata sensibilmente ridotta. Affermano dall'azienda ospedaliera che ha attivato le riserve interne e compensato parzialmente il deficit attraverso l'utilizzo di gruppi elettrogeni. Ed è stata una notte difficile a Messina per una serie di incendi che si sono sviluppati sulle colline della città. Evacuate alcune abitazioni, duro il lavoro di forestale, vigili del fuoco e protezione civile. In mattinata l'intervento di 2 Canadair e un elicottero. Francesco Trioli. Brucia Messina, bruciano le sue colline. È stata una notte difficile per forestale, vigili del fuoco e protezione civile. Una serie di incendi di medie dimensioni, con il primo focolaio sviluppatosi a Camaro, si è diffuso poi da Gravitelli alla zona di Scala Ritiro, per poi riunirsi in un fronte più vasto. Impegnate almeno 5 squadre dei vigili del fuoco, più dei rinforzi provenienti da Catania e dalla provincia di Messina. Solo nella mattinata di oggi è stato possibile ricorrere all'aiuto di 2 Canadair provenienti da Lamezia ed un elicottero. La nottata è stata un po' più difficoltosa. Abbiamo operato tutta la notte con circa 30 uomini, 6 squadre. Il fronte di fiamma ha interessato, diciamo, la parte alta della città, la parte collinare, quindi le contrade di Scoppo, Gravitelli fino ad arrivare alla contrada Trapani. Abbiamo avuto qualche momento, insomma, di difficoltà, perché le fiamme hanno lambito alcune abitazioni. Lì c'è tutta una serie di abitazioni, di caseggiate, diciamo un po' dislocate a macchie di leopardo. Al momento la situazione è sensibilmente migliorata, abbiamo circa 25 uomini. Nella notte vigili del fuoco e forze dell'ordine sono stati costretti a far evacuare una decina di abitazioni, altre 5-6 sono state liberate di propria volontà dai residenti. Sono diverse le abitazioni lambite dal fuoco per le sterpaglie. Un'autobotte dei vigili del fuoco staziona nei pressi di un deposito di bombole di gas, considerata un'area sensibile. Sul fronte incendi permane in Sicilia un livello di allerta arancione, mentre bollino rosso per le ondate di calore. Ieri a Licata sono stati superati i 46 gradi, ma temperature oltre i 40 gradi sono state registrate in diversi comuni interni dell'isola. Palermo, Catania e Messina presentano temperature massime percepite rispettivamente i 40 gradi, 41 e 39, condizione che permarrà anche per la giornata di domani. Vasto incendio questo pomeriggio nella zona A dell'Oasi del Simeto a Catania. Le fiamme hanno distrutto 8 ettari di riserva. In pericolo agrumeti e la fattoria Sole. Sono intervenuti il Corpo Forestale di Catania e i Vigili del Fuoco di Paternò che hanno spento l'incendio. Avevano offerto al fotografo Fabrizio Corona file segreti sull'arresto di Messina Denaro. Ai domiciliari sono finiti un carabiniere e un politico di Mazzara del Vallo. Indagato per ricettazione invece Corona all'indomani della conferma dell'ergastolo del boss di Castelvetrano e delle celebrazioni del 31esimo anniversario delle stragi di via D'Amelio.
Volevano piazzare un finto scoop al noto fotografo Fabrizio Corona, ma in fondo erano solo teorie complottiste sulla cattura di Matteo Messina Denaro, portata a termine dai carabinieri, dal ROS e dalla Procura di Palermo il 16 gennaio scorso. Oltre 700 file, 768 per la precisione, suddivisi in 14 cartelle e decine di sottocartelle. Un tesoretto investigativo riservato sul boss di Castelvetrano che il maresciallo Luigi Pirollo avrebbe cercato di vendere con l'aiuto del consigliere comunale di Mazara del Vallo Giorgio Randazzo. Per entrambi sono scattati gli arresti domiciliari. Corona invece è indagato per ricettazione, contattato proprio da Randazzo che voleva vendergli il materiale top secret. I file contengono una miniera di informazioni, alcune note all'autorità giudiziaria, altre non ancora trasmesse, tutte utili alle indagini sui favoreggiatori e sui segreti di Messina Denaro. Ma lo scoop che Corona avrebbe voluto piazzare assieme al maresciallo e al politico riguardava un documento in particolare per poter sostenere che la perquisizione a casa di Messina Denaro era stata fatta in ritardo e che magari il covo era stato svuotato. Ovviamente una fake news. Gli arresti arrivano all'indomani delle celebrazioni del 19 luglio e della sentenza della Corte d'Assise di Caltanissetta che ha confermato l'ergastolo per Messina Denaro, accusato di essere stato uno dei mandanti delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. E come vediamo dalle immagini, la fiaccolata serale ha chiuso le manifestazioni del 19 luglio, fiaccolata in cui doveva anche essere presente la premier Giorgia Meloni, assente ufficialmente per motivi di ordine pubblico. 5 persone, un italiano, 2 tunisini, un francese e un albanese sono state fermate dalla DDA di Palermo dopo che sul peschereccio sul quale viaggiavano sono state sequestrate oltre 5,3 tonnellate di cocaina, il più importante sequestro mai eseguito in tutta Italia. L'operazione è stata condotta dal Comando Provinciale di Palermo della Guardia di Finanza con numerosi mezzi aerei e navali del Comando Operativo Aeronavale di Pratica di Mare e del Reparto Operativo Aeronavale di Palermo, in coordinamento con gli investigatori del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo e sotto la direzione della DDA di Palermo. E queste che vi mostriamo sono le immagini amatoriali girate a bordo del motopesca Orizzonte, mitragliato in acque internazionali da una motovedetta libica. Come potete vedere sono molteplici i fori che hanno colpito l'imbarcazione. L'episodio è avvenuto martedì mattina poco dopo le 6 a 94 miglia a nord di Misurata. L'equipaggio era impegnato in una battuta di pesca di gamberi in una zona della Libia, che la Libia rivendica come di sua esclusiva competenza, ma collocata in acque internazionali. I 6 componenti dell'equipaggio sono rimasti illesi, ma l'imbarcazione sarebbe rimasta per ore ingovernabile a causa dei danni subiti soprattutto al timone. Una nave della Marina Militare Italiana ha raggiunto l'orizzonte dopo che un elicottero aveva sorvolato la zona di ricognizione. Nel pomeriggio la motonave ha cominciato il suo rientro in Italia, approdata ieri sera nel porto di Siracusa. Intanto la squadra mobile ha eseguito l'arresto in flagranza di reato di uno dei componenti dell'equipaggio, un uomo egiziano, per regresso illegale a seguito di respingimento. Oggi per Ditelo al vostro TG la segnalazione di un nostro telespettatore di una pericolosa serie di buche a Catania tra la circonvallazione e Viale Vittorio Veneto su strade appena rifatte. Angelo Gaiano. È la segnalazione di un nostro telespettatore a portarci sulla circonvallazione di Catania, sulla quale ormai da qualche mese sono in corso gli interventi di sostituzione del manto stradale. Marco, il nostro telespettatore, ci ha fatto notare come nel tratto di Viale Ulisse in direzione Ognina da qualche giorno è improvvisamente comparsa questa buca, larga una quarantina di centimetri, profonda 30. Un pericolo, soprattutto per i centauri, che rischiano di farsi seriamente male. Marco si chiede, a questo punto lo facciamo anche noi, come questo sia possibile. Quel tratto di circonvallazione è stato appena rifatto con soldi pubblici. Il cantiere, per il totale rifacimento della circonvallazione, è stato finanziato con circa 4 milioni di euro nell'ambito della rimodulazione dei fondi comunitari del Patto per lo Sviluppo di Catania. È grave poi che la stessa cosa, cioè la formazione di una buca in una strada, si sia verificata anche all'inizio di Viale Vittorio Veneto, dove il personale della manutenzione del comune, come vedete nelle immagini, è intervenuto con dell'asfalto grezzo, transennando poi la zona. Ma guardando attentamente
lentamente, si vede chiaramente che la zona centrale sta già collassando. È chiaro che qualcosa è andato storto, probabilmente nei lavori propedeutici alla stesura dell'asfalto. È il caso, secondo noi, che l'amministrazione accerti eventuali responsabilità e chieda alle ditte che hanno eseguito i lavori di ripristinare il tutto, ovviamente senza costi aggiuntivi. Grazie a Marco per la sua segnalazione e a voi chiediamo di continuare ad inviarci denunce a Ditelo al vostro TG al 342 745 5005. E continuate appunto a segnalarci le cose che non vanno e che secondo voi meritano denunce. Scriveteci e inviateci dei video a TG Sicilia e Sicilia 24 al numero 342 74 55 005. Ditelo al vostro TG, ci occuperemo delle vostre segnalazioni H24. Estate, facciamo sempre più attenzione a come guidiamo. Ospiti a bordo di una pattuglia della Polizia Stradale abbiamo documentato una mattinata di controlli alla tangenziale di Catania. Tra le infrazioni più numerose la mancanza di copertura assicurativa del veicolo, le cinture non allacciate e il superamento dei limiti di velocità. Orazio Longo. Si può vedere qui che praticamente gli asterischi vanno a completare la barra. Ok, perfetto. Ci sottoponiamo anche noi al controllo dell'etilometro. Estate è tempo di spostamenti, di vacanze, di grandi flussi di traffico per le strade che richiamano gli automobilisti a una guida ancora più attenta. Ospiti a bordo di una pattuglia della Polizia Stradale, documentiamo una mattinata di controlli alla tangenziale di Catania. Questa è una vera e propria postazione di lavoro. Nella fattispecie stiamo controllando la persona che è stata fermata poc'anzi. La pattuglia è in grado di interrogare col tablet la banca dati del Ministero dell'Interno per capire se è a carico della persona controllata e vi siano dei provvedimenti in corso. Eccoli i dati in merito alle violazioni del codice della strada contestate nell'ultimo anno dalla Polstrada di Catania. Uno sguardo puntato ai limiti di velocità, ma a saltare all'occhio è il numero di quasi 1000 verbali per assenza di copertura assicurativa. Dovuto spesso alla negligenza dell'utente, a volte anche a delle truffe che l'utente, perché è capitato più volte di controllare delle persone con un contratto, con un contrassegno di copertura assicurativa, ma che magari hanno stipulato presso dei siti online che fanno queste attività fraudolente. Ma non basta, tra i numerosi illeciti rilevati c'è anche quello della manipolazione del cronotachigrafo digitale per i mezzi pesanti. In maniera che la loro carta del conducente viene sostituita da un'altra carta del conducente, così effettivamente risulta che hanno fruito delle ore di riposo quando effettivamente non lo hanno fatto. Immaginate voi un complesso veicolare senza controllo per un colpo di sonno del conducente o altro. Una ragazzina è sprofondata mentre percorreva le grate che si trovano nei pressi del centro commerciale in Viale Regione Siciliana, nella zona di via Perpignano a Palermo. La griglia in metallo ha ceduto e l'adolescente ha fatto un volo di 6 metri finendo nei sotterranei dei grandi magazzini. I vigili del fuoco si sono dovuti imbragare per recuperare la ragazza, che è stata trasportata all'ospedale pediatrico di Cristina con diverse fratture. E cambiamo argomento, parliamo di spettacolo. Per festeggiare i 20 anni di carriera i Negramaro hanno scelto anche Siracusa. Al Teatro Greco tutto esaurito per una serata all'insegna del divertimento. Spazio anche per il sociale con una condanna alla violenza sulle donne. Sarà sold out anche per le altre 2 date sempre a Siracusa. Emanuela Corsi. 20 anni di musica da festeggiare con un tour nei teatri di pietra più belli d'Italia. I Negramaro fanno tappa in Sicilia, al Teatro Greco di Siracusa. Essere in Sicilia, essere a Siracusa, essere in questo posto magico non è solo il caldo e l'aria afosa a togliermi l'ossigeno, è proprio siete voi e l'emozione. Grazie a tutti, davvero di cuore. Giuliano, Andro, Lele, Ermanno, Danilo e Pupillo. 6 amici che, partiti da una cantina del Salento, sono arrivati ai più grandi palcoscenici nazionali e internazionali. Biglietti
sia Ruba e Teatro Antico tutto esaurito per le 3 date. La band infatti ha scelto Siracusa come unica tappa in Sicilia per 3 serate. Si replicherà anche domani e sabato. Durante la serata la band ha dedicato un momento al tema della violenza sulle donne, che ha visto la partecipazione di tutto il pubblico presente. Questa canzone è dedicata a tutte le donne che devono proteggersi da stronzi come noi. L'estate musicale in Sicilia, soprattutto al Teatro Greco, non finisce qui. Sicilia bella, Sicilia bella. Una breve pausa, torniamo tra poco. Bentornati, siamo al calcio. Il Catania ha ufficializzato l'ingaggio di Ladinetti. Intanto Tabiani potrà contare su un uomo di grande esperienza nello staff. È Stefano Agresti, nella carriera secondo di Zaccheroni in varie esperienze in Italia e all'estero. Marco Carli. Un'esultanza di Riccardo Ladinetti, classe 2000, sarà al centro della prossima mediana del Catania. Al via la stagione dei rossazzurri con i primi giocatori già arrivati in sede come Rapisarda o Castellini o lo stesso Ladinetti. L'esultanza in maglia Cagliari Primavera 1 contro l'Empoli non è il suo mestiere il gol, sarà quello di dare una mano in costruzione al nuovo Catania di Tabiani che sarà presentato ufficialmente venerdì. Nello staff ci sarà anche Stefano Agresti, esperienza da vendere ad alti livelli come secondo di Zaccheroni in Serie A, ma anche fuori dall'Italia. Ladinetti, già del Catania, riassume le caratteristiche che vuole Tabiani per il ruolo d'utilità tattica, capacità di far valere le doti fisiche e in questo caso anche gioventù. Tutte qualità mostrate con il Pontedera nell'ultima stagione di C, 62 presenze per lui in terza serie. Pronto per Tabiani anche Antonio Mazzotta, in questo caso si tratta di un ritorno per l'esterno sinistro, adesso 33enne, 8 stagioni fa, l'esperienza con gli etnei, poi Cesena, Pescara, Frosinone, Palermo, Crotone e Bari. Sostenibilità ma anche qualità come quella di Michele Rocca, anche lui a Catania e anche lui pronto per il primo giorno di ritiro che scatterà sabato. Primo allenamento previsto per domenica a cui parteciperanno anche il 2000 Milos Bocic, attaccante, e il centrocampista Roberto Zammarini. Portiere, bomber e centrali difensivi le priorità su cui la dirigenza del Catania sta sondando tutte le piste possibili. Novità attese nelle prossime ore, vietato sbagliare, sono ruoli chiave per dare al Catania le ambizioni che merita. Il nuovo tecnico del Messina, Giacomo Modica, è stato presentato alla stampa. Con lui presente il direttore sportivo Domenico Roma. Assenti i club organizzati. Sergio Colosi. Il Messina di Sciotto riparte da Giacomo Modica e Domenico Roma, entrambi super motivati. L'allenatore ritrova la Serie C dopo campionati anonimi. Il direttore sportivo è una scommessa per la categoria. Sul fronte mercato tante trattative, ma di ufficiale soltanto gli arrivi del difensore Vincenzo Polito dal Potenza e dell'attaccante Michele Mausso dal Picerno. Accordo raggiunto anche con il centrale difensivo del Taranto Marco Manetta e con l'esterno destro Damiano Lia. Modica, dopo un triennio da capitano negli anni 80 e in panchina nel 2018 in Serie D nel primo anno di Sciotto, e alla sua terza esperienza in riva allo Stretto. Nutro un grande affetto, una grande stima per questi colori, per questa gente che tuttora continua ad amare il Messina in maniera da follia pura. Ci sono ancora almeno 5 capi tifosi di quando c'ero io, quindi è una cosa molto bella, mi emoziona molto e vorrei essere d'aiuto a dare un mio contributo sostanzioso. Dal 23 luglio ritiro a San Giovanni in Fiore fino al 6 agosto. Ci saranno i giocatori sotto contratto, da Kragel a Ragusa, da Ferrara al portiere Fumagalli, ma la sensazione è che il Messina rimarrà un cantiere aperto per diverse settimane, secondo le abitudini consolidate del suo presidente. E per stasera ci fermiamo, grazie per l'attenzione e buona serata.